Bresa Belessa, una nuova puntata, le domande di oggi, la tomba del vescovo Berardo Maggi, dove si trova? Nel Duomo Nuovo, nella chiesa di San Faustino oppure nel Duomo Vecchio? E le due statue che ornano la fontana della Torre della Pallata, che cosa rappresentano? I santi Faustino e Giovita, le virtù di Brescia o il fiume Mella e il fiume Garza? E attenzione, una domanda un po' autocelebrativa per noi di Teletutto, Radio Brescia 7 e Giornale di Brescia. Quando uscì il primo numero del Giornale di Brescia? Nell'aprile del 45, nel giugno del 47 o nel febbraio del 48? Restate con noi, a tra pochissimo. Brescia, bellezza, messo la principessa. Tu che parla bene, magni su che mai conosco. Brescia, bellezza, messo la leonessa. Sei così sicuro di conoscermi davvero anche tu? Anna per noi ormai è un'istituzione, mamma mia, ma sei diventata una diva tu ormai a Teletutto, eh? Ormai ci vediamo tutti gli anni, non riesco a saltarne uno. Perché ti vogliamo bene, perché sei brava, bella e simpatica, che c'hai pure la clac, gli amici, gli ammiratori. Hai visto tutti che cercano sempre per prendere un po' in giro e un po' dire un po' di più in televisione. Che tu c'hai gli ammiratori, eh? Sì. Attenta caranna, dove si trova la tomba del vescovo Berardo Maggi? Nel Duomo Nuovo, nella chiesa di San Faustino o nel Duomo Vecchio? Davanti al Duomo Vecchio. Davanti, C'è dentro all'ingresso. brava, sì, proprio lì sta, è impossibile non vederla, eh? No, è lì proprio all'ingresso. Non lo so, Duomo Nuovo? Duomo Nuovo, dice lui, tu invece? Qual è che era? Non lo so. Non lo sa proprio. Guardate qui, ci sono Sara ed Emanuele dalla Val d'Aosta. Ma che fanno due valdostani a Brescia? Studiamo. Sì, ma voi che siete amici, parenti, fidanzati? Amici. E tu cosa studi, Emanuele? Fotografia. E tu invece? Graphic design. Allora, c'è la Torre della Pallata, l'avete mai vista la Torre della Pallata? È in fondo a Corso Garibaldi, vicino all'inizio di Corso Mameli. E ci sono due statue. Che cosa rappresentano queste due statue che ornano la fontana della Torre della Pallata? I santi Faustino e Giovita, le virtù di Brescia o il fiume Mella e il fiume Garza? Potete rispondere quello che avete voglia, tanto avete l'alibi, insomma, della non conoscenza delle cose. Penso ai santi, non lo so. Santi Faustino e Giovita. Non lo so. La seconda? La seconda, ovvero le virtù di Brescia? Sì. I santi. Santi? Quali santi? Giovita e San Faustino. Lei si chiama signora Giovanna. Sì. Signora Giovanna, ma lei è di Brescia? No, di Borgosatollo. Borgosatollo, vabbè. E poi periferia. Sì, periferia, stiamo comunque in provincia di Brescia, dai, su via. Frequenta spesso il centro, signora Giovanna? Io ultimamente un po' meno, prima sempre, tutti i giorni. Per motivi di lavoro? Ah, sì. Sì. Di che si occupava, signora? Non posso dirlo. È magistrato? No. Quando uscì, signora, il primo numero del Giornale di Brescia? Nell'aprile del 45, nel giugno del 47 oppure nel febbraio del 1948? Lei comunque non era ancora nata in tutte queste tre date. Allora, 45, 47 o 48? nel 48. Sarà un giornale che c'è da tanto, quindi Tanto, quindi 45. Nel 45. tu già c'eri? No. Vediamo quindi le risposte a questa puntata di Bresa Belessa. Allora, la tomba del vescovo Berardo Maggi è nel Duomo Vecchio, proprio all'ingresso del Duomo, non potete non vederla. Le due statue che ornano la fontana della Torre della Pallata, posta a destra e a sinistra della fontana, rappresentano il fiume Mella e il fiume Garza, due fiumi, insomma, che scorrono nella nostra città. E il primo numero del Giornale di Brescia uscì nell'aprile del 1945, per l'esattezza il 27 aprile del 45, insomma, pochi giorni dopo la liberazione, da come testimonia il titolo. Grazie per essere stati con noi, appuntamento alla prossima, restate qui su Teletutto, grazie.